chiede la parola il commissario straordinario dell'Autorità Portuale di Cagliari, capitano di vascello Roberto Isidori. Cagliarita. Non vorrei scomodare il presidente John Fitzgerald Kennedy, che affermava non ci può essere progresso se le persone non hanno fiducia nel domani, ma con la realizzazione di quest'opera si restituisce alla cittadinanza un'area fino a pochi anni fa abbandonata, permettendo nel contempo ai nostri pescatori di lavorare in un'area moderna e attrezzata proprio a ridosso del mercato ittico a cui sarà presto collegata. Sarà un'occasione per il rilancio di tutto il comparto locale con la creazione di nuovi posti di lavoro per un settore che da troppo tempo versa in uno stato di difficoltà. Benvengano dunque iniziative di tal genere che possono incentivare anche il recupero di tradizioni ormai quasi scomparse, come quella della vendita diretta di parte del pescato a chilometro zero, in un contesto però ordinato e rispondente alle norme sanitarie e di tutela dell'intera filiera ittica. Per il porto di Cagliari si tratta, lasciatemelo dire, di un evento straordinario, oltre che per i motivi anzidetti, anche perché permetterà di trasformare contestualmente le banchine di Roma che fino ad oggi ospitavano i pescherecci in un importante polo di attrazione turistica dedicato interamente alla nautica da diporto, contribuendo a valorizzare ulteriormente uno dei più suggestivi porti del Mediterraneo. Sotto il profilo progettuale, l'area è costituita da un ampio canale di accesso ai pontili che hanno una larghezza media di circa 35 metri, 3 specchi acque interni ed uno esterno che costituiscono gli spazi di manovra e attracco delle unità. Nell'area complessivamente intesa ci saranno fino a 85 imbarcazioni, perché abbiamo 15 posti per imbarcazioni da 30 metri, 30 posti per imbarcazioni da 18 e 20 metri e 40 posti per unità da 10-12 metri che potranno fruire dei più completi servizi dedicati. Un plauso in tal senso mi sento di esprimerlo alle maestranze che hanno operato con dedizione, consentendo di completare l'opera nei tempi contrattualmente previsti.